Oh, guarda che rascia di corriera, porca miseria. E non è neanche al garage. Ma vabbè, amanti. Ma si fanno vedere al garage. Ciao Yuri. Buone notizie, mercoledì tappa il perito, abbiamo appena chiamato adesso, oggi è lunedì. Tieni anche conto che secondo l'assicurazione io oggi sarei dovuto rimanere ancora in mezzo a una strada, mi passano a prendere martedì. Ah, il povero pulmino. È per quasi potente una discarica, poretto. Vabbè, da una parte ti piange il cuore e dall'altra dici grazie a che bruta Luamara che guidava col telefonino chiamato fa il camper mi rifaccio il tutto nuovo, insomma, dai. Io sono venuto qua più che altro perché mi sono dimenticato un po' di roba in camper. Pensavo di far con Mauro, invece no, praticamente sto facendo con Lino. Che strano rimontare sopra il pulmino, ragazzi, veramente strano. Ok, adesso ti saluto, mi tiro giù la lista che ho nel telefono, le cose da prendere e via. Guarda. Minchia, è nuovo quel camper lì. Quelli sono i famosi camper americani. Quelli si allargano anche, si aprono le pareti. Ciao Pulmin, ci vediamo in teoria più o meno fra un mese, speriamo bene. Bellissimo sto One Life, altro che quello di Olfo. Guarda che bella colorazione che ha questo. Bello. In sostanza il secondo giorno senza Pulmin sto già sbroccando. Cioè, deve proprio stravolgermi una vita, una strada che io mi ero creato e sulla quale ci andavo liscio come l'olio. Cara, tu hai fatto baruffa con specchio, Amy? Guarda me veccia, sta veccia. Ah! Uga! Ti scombussola allo specchio? Sono da Alessia. Oggi è venerdì 29 marzo, mi vedi col sorriso stampato perché ho scoperto tramite uno degli antifurti del camper che adesso, che adesso è appunto l'hanno spostato dalla Special Bus, che è dove fanno le carrozzerie, diciamo, dei camper grandi, e quindi c'era già lì ieri pomeriggio, ok? Quindi sì, non mi hanno detto niente, grazie Lino, forse vuoi farmi una sorpresa, quindi già da ieri è già in carrozzeria, ecco sì. Quindi tanta roba, cioè il fatto che mi abbiano detto di un mese, quindi non erano parole buttate alla cazzo, ma vedo che si stanno dimostrando fatti e questo lo apprezzo, questo è tanta roba, ragazzi. Siamo al castello di Conegliano, ti sconsiglio vivamente di venirci in camper. Mi sto pisciando addosso, dopo vi faccio vedere. Torno a fare l'aperitivo qua sulle colline. Peccato per il tempo perché avevi le colline. Bella giornata, strana. Mi sento quasi teenager in qualche modo, non so perché. No, un cazzo, Dio caro, basta spritz. Qua che avevi intorno qua, non si può andare avanti così. Adesso Wow, che bello questo camminello! Che schifo. Aspetta, che oscuro esatto, bisogna cambiare sta massa. Guarda, i famosi, i soldi, vedi? I soldi, questi sono i soldi e i ducati. Che bello, la morte, la sofferenza, la sottomissione. Come che adoro ste robe. Sei dentro al castello di Conegliano. Io ho sempre paura di cascare basso perché guadagna tanto anche sia il primo che il secondo, più non so quanti aperitivi, quindi sento il legno scricchiolante. Guarda qua come che era il castello una volta, e tu? Guarda qua, santi, madonne, qua, croce dei templari, vedi tu? Qua, sottomissione, sofferenza, morte. È bellissimo. Bello soffermarsi
a vedere queste cose pur non potendole toccare e pensare che risalgono a migliaia e migliaia di anni fa. Cioè, dopo tutto quello che avevo mangiato dal su così fin su, boh. Cioè, che fa ste robe da magro le fai ridendo, ma quante si ciccione dopo, cioè, le umbischi insomma che non te casca su metà castello. Ah, che devo farglielo vedere a Giacomo, che hanno anche i giochi dei castelli, vedi? Non hanno le armi né niente, anzi, io le vide. E tu? Quelle... Sì, no, le vidi, quelle che saranno a fare il prosecco, che io e la mamma ci siamo pensati prima, è vero? No, ma guardati, pensati Ale, sto qua pur da vedere una tetta, cioè lei là che i gaspara con le frecce, vedi, tu le devi morire, invece di andare in pronto soccorso e sta là tutto a guardare una tetta, dico, ma robe amati. Porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare. Per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina in un buio di giostre in disuso. Qualche rom si è fermato italiano